Ha vinto Sarri? Beh, si deve parlare. Come faccio a spostare? Non posso spostare il volante. Faccio spostare il telefono proprio. Allora, quello che è interessante è vedere tutta questa gente che adesso esalta Maurizio Sarri, quando fino a ieri, ma quello non sa gestire i campioni, ha litigata con David Luiz, Higuain, il cappellino, eccetera, eccetera. Ragazzi, ma fus ca fus, si dice a Napoli, che state esaltando il prossimo allenatore della Juventus già? Io a questo punto ho dei seri dubbi che sia fatta, e c'è un altro motivo molto serio. Sì, il Chelsea ha vinto 4-1, meritando, ma il rigore nel primo tempo sullo 0-0, netto. Kepa prende solo il piede, Rocchi e Irrati ha messo una bella firmetta su questa vittoria di Maurizio Sarri. Poi se l'è meritata, figuriamoci, nel secondo tempo hanno giocato molto meglio, ma è stata la vittoria di quei tre attaccanti, non è stata la vittoria del sarrismo, non è la vittoria del bel gioco. Questo Chelsea è ben lontano dal Napoli di Sarri, ma anche dal primo Napoli di Sarri. Il Sarri al primo anno, il Napoli giocava molto meglio. Quindi un attimo solo ad esaltare, mamma mia come piove, un attimo solo ad esaltare Sarri, perché probabilmente ha firmato già, e quindi di conseguenza si è portato appresso anche Rocchi, Irrati. Sono battute, però nascondono sempre probabilmente un fondo di verità. Io ancora non faccio il video su Sarri, questo è il video su Chelsea Arsenal 4-1 e va bene. Non ho esultato però come pensavo di esultare, come ho esultato nei semifinali, nei quarti di finale, perché non vedo il gioco che mi sembra. Le cose, capito, sono due. Tu o vedi il gioco di Sarri e dici ti esalti per il gioco di Sarri, allora per esempio quando vedi una squadra di Guardiola ti esalti perché ti piace quella cosa là, o sei legato al personaggio, perché il personaggio è il personaggio della rivoluzione, il personaggio che fa il dito medio, il personaggio che si tocca le palle in conferenza stampa, che va con la tuta, che fuma, che risponde con le male parole. Questo è il personaggio a cui tutti noi ci eravamo affezionati, che ha difeso Napoli, la città, napoletano, dichiarato tifoso del Napoli. Questo personaggio qua, se è andato alla Juve, cade, perché non puoi. Si è professionista, ok, ma tutto quello che hai detto, lasciare aperto sempre la porta, eccetera, eccetera, vuol dire che sei finalizzato alla cosa tua. Tutto questo romanticismo che noi vedevamo nel personaggio Sarri, in realtà era semplicemente il suo percorso, partito dai campi di terra battuta, esonerato addirittura dal Sorrento, poi l'occasione Pescara, Empoli, promozione, salvezza, Napoli, grandi risultati, scudetto sfiorato, arriva al Chelsea, terzo posto, ottimo, dignitosissimo, e finale conquistata, Coppa UEFA alzata. È un allenatore che merita probabilmente tutto, ma tutto il personaggio della bellezza, del combattere contro il potere, no, perché stai entrando nel palazzo ma ti hanno dato le chiavi, qua stanno le chiavi, il palazzo è tutto tuo. Poi ci sarà da riflettere sul fatto se è l'allenatore giusto per la Juventus, e qui mi rivolgo al rivoluzionario sia agli altri amici, quelli che tifosi juventini, che però parlano normali. Siete dei falliti. Lì ci sarà da riflettere, perché devi chiedere a Ronaldo di rientrare e fare dei movimenti difensivi, a meno che non lo metti prima punta. Lì probabilmente quella è la chiave. Però Dybala, lui è un allenatore che non fa mercato, non ti chiede giocatori specifici, devi insegnare a Chiellini e a Bonucci a fare il fuorigioco e non fare il fallo sistematico. Ci sono parecchi discorsi da fare a livello tecnico-tattico, che sono le cose che ci piacciono di più in questo canale, e diventa interessante la Serie A questo punto. C'è un altro, ci hanno dato un'altra cosa per farci guardare la Serie A con un minimo di interesse anche quest'anno. L'anno scorso era il passaggio da Sarri ad Ancelotti, e quest'anno è il cambio di tutte le panchine, e quindi capire se Ancelotti con un anno in più è più competitivo quando fa lui il mercato in prima persona, oppure se il cambio allenatore Conte per esempio dà una scossa all'ambiente Inter e si migliorano, se il Milan farà una rivoluzione a livello di idee, perché comunque se n'è andato anche Leonardo e anche Gattuso. La Roma cosa farà? Insomma, sono diversi spunti. Secondo voi Sarri è l'allenatore che porta la Champions League a Torino? Questa è la mia domanda.
a cui voi dovete poi rispondere nei commenti, ma è ancora forse prematuro. Io sto facendo questo video in diretta, la partita è finita da poco, quindi può essere pure che lui mentre io parlo sta facendo l'annuncio, come l'ha fatto Hazard, che ha salutato tutti in grande stile facendo una doppietta: me ne vado al Real Madrid, grazie, arrivederci. Chissà se adesso Sarri, ma secondo me Sarri, come ha fatto col Napoli, Sarri prende tempo, a meno che non si siano già messi d'accordo lui e Abramovic a dire vattene, non mi piace come gestisci ed è meglio che te ne vai, sei contento tu e siamo contenti noi. Strano, mi fa strano, perché comunque ha dimostrato di essere un allenatore all'altezza. A voi le riflessioni del caso, complimenti al Chelsea, a Rocchi e ai Rati. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Chiove, su cielo fa paura, ma bisogna andare a lavorare, perché non si vive di solo YouTube, anzi non si vive affatto di YouTube. Siete pochi, iscrivetevi al canale. Siamo tornati a casa e adesso la situazione è questa qua. Mi metto da questa parte. Ti dici però che effetto ti fa essere accostato così insistentemente alla Juventus, considerati anche tutti i rumors che sono circolati in questi ultimi giorni? Ma sai, negli ultimi 20 giorni sono stato dato per certo alla Roma, sono stato dato per certo al Milan e ora sono dato per certo alla Juventus, quindi e finché sono cose che leggi sui giornali non fanno nessun effetto. Senti, Fermi. Sei stato dato per certo alla Roma, per certo al Milan? Non con questa insistenza qua. Cominciamo a mettere le cose in chiaro. Poco fa De Laurentiis e Napoli ti hanno fatto le congratulazioni per questa vittoria travolgente, quindi un po' di affetto è rimasto. Cosa ti senti di dire a quei tifosi del Napoli che in queste ore di fatto ti supplicano di non andare in quella che è stata la grande rivale? Mi fa piacere il Napoli come società e il Napoli nella persona del presidente. A me abbiamo fatto i complimenti, non avevo dubbi che sarebbe successo. Per quanto riguarda i napoletani sanno benissimo l'amore che io provo per loro e sanno benissimo che l'anno scorso ho scelto l'estero per non andare direttamente in un'altra squadra italiana, quindi Top! L'anno scorso ho scelto l'estero per non andare direttamente in un'altra squadra italiana. Quindi avevi altre offerte in Italia e hai preferito andare al Chelsea per amore nostro? Oppure semplicemente il Chelsea ti ha fatto l'offerta e tu hai tenuto in mano finché non sapevi la sicurezza di questa cosa qua? Il rispetto da parte mia l'avranno sempre, poi la professione a volte si porta a fare anche un altro tipo di percorsi, ma questo non può cambiare assolutamente nulla nel rapporto che io ho con Napoli città e con Napoli tifoseria. Cambia tutto, fratello caro. È verissimo, i rapporti, cioè, la professione ti porta a fare altri tipi di percorsi, va benissimo, ma che non cambia il rapporto. Sei folle solamente a pensarlo, non ci credi neanche tu, sei troppo intelligente per crederci. Cambia. Questo rapporto che tu hai speciale con i tifosi del Napoli cambia alla grande. Basta guardare cosa è successo con Higuaín. Io sono privo, adesso mi è passata perché è un giocatore che si è ucciso da solo e il karma ci ha pensato, ma io non mi riesco a guardare i video belli del Napoli con tutta la caterva di gol quando compare lui, perché cambia tutto, cambia l'idea che c'era di armonia, che effettivamente non c'era se tu avevi l'intenzione di andartene già, se alla prima occasione te ne si fuiuto senza manca salutare. E la concezione che abbiamo noi degli uomini è leggermente diversa, quindi cambia caro mio. Puoi andare al Chelsea e come vedi i tifosi napoletani ti continuano ad osannare e a tifare per te. Puoi andare anche al Milan, puoi andare alla Roma addirittura, puoi andare ad allenare il Cagliari, ma se vai ad allenare la Juventus cambia. E non importa che hai fatto il passaggio intermedio al Chelsea, non importa niente, puoi andare dappertutto, ma lì cambia. E anche con il calcio Napoli, chiaramente. Sempre De Laurentiis ha detto che sarebbe divertente vedere Sarri, anche per te? Non lo so, ma il presidente si diverte, è un uomo di mondo, si sa divertire, quindi non mi meraviglio l'abbia detto. Prima di lasciarti andare c'è una dedica per questa serata, insomma, particolare, speciale, la più bella da quando alleni. Ma guarda, è chiaro che ti viene di fare delle dediche a persone care o di famiglia, ma qui stiamo parlando di calcio, quindi
E prima di tutto la voglio dedicare ai tifosi napoletani, perché è una soddisfazione a loro non sono riuscito a dare, e poi la vorrei dedicare ai nostri ragazzi che non sono potuti arrivare fino a qui per infortuni. Quindi... Bla bla bla. La vuoi dedicare ai tifosi del Napoli? Una vittoria che hai fatto col Chelsea. Non va buono, non va buono. La puoi dedicare ai tifosi del Napoli, lo apprezziamo tantissimo, ma la puoi fare se a fianco dici: io sono andato al Chelsea, ho fatto il mio percorso professionale, il futuro non so cosa, ma alla Juve non vado. È il concetto allargato non solo del professionista, ma di quello che hai rappresentato, del fatto che ti hanno scippato uno scudetto a casa tua, tutto quello che hai detto riguardo il sistema, riguardo quella squadra, quei poteri, tutto quello che hai rappresentato per noi, sei stato l'unico che ci ha difeso a costo di to sound like a victim, a costo di sembrare una vittima. E mo che fai? Vai proprio là. No, non è possibile, mi dispiace, non è possibile. Quindi questo va a concludere il discorso della finale di Europa League, ma su Sarri se ne riparlerà quando le cose saranno nero su bianco, perché va bene tutto, è professionismo eccetera eccetera, ma se sei l'allenatore con la tuta tu dovrai metterti addosso il cappellino della Juventus, la sciarpetta della Juventus e la tuta della Juventus. Finché vai in televisione così con la giacca e la cravatta a me mi sta pure bene, ma se poi devi indossare quei colori là e dire che la mia squadra, la nostra squadra, abbiamo vinto, l'arbitro lì andiamo un pochino tutti in difficoltà, andiamo veramente tutti in difficoltà, c'è negazione in questo momento, non lo posso accettare. Quindi ancora non si dice niente, si aspetta e poi si tirano le somme. Sempre da New York, sempre Valerio Fluido, è tutto per ora, caro Maurizio, per ora.